Si ipotizza una riduzione della portata idrica del 75% alla provincia di Agrigento da parte di Siciliacque. Le reazioni della presidente dell'AICA Danila Nobile. Perde la vita il giovane Kevin Nobile in un incidente stradale a causa del maltempo dei giorni scorsi. Conte a Palermo per una manifestazione contro il governo di Renato Schifani. Convegno oggi di Confagricoltura Sicilia sull'uva da tavola e i frutti in guscio. Violenza alle donne, un convegno domani ad Aragona al Teatro Armonia. Concluse le manifestazioni sui 100 anni di Camilleri a Porto Empedocle, alla presenza della figlia Andreina. La Dante Alighieri organizza un premio dedicato al regista Enzo Alessi. Domani la consegna delle prime 30 lauree del corso di infermieristica all'Università di Agrigento, la sede del CUPA. L'Agragas pareggia a Santa Croce Camerina, il Castrum interrompe i risultati negativi da Cirreale. Nel girone di promozione le squadre agrigentine vincono tutte. Gara podistica Real Monte, primo trofeo Scala dei Turchi. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie del 24 novembre lunedì. Siciliacque avrebbe scritto alla regione siciliana minacciando di ridurre del 75% l'immissione in rete della risorsa potabile per la nostra provincia di Agrigento per il credito vantato che ammonta a 22 milioni di euro. Le reazioni di Danila Nobile dell'AICA, il nostro servizio. Siciliacque ha scritto alla regione siciliana minacciando di ridurre del 75% l'immissione in rete della risorsa potabile nella provincia di Agrigento per il credito vantato di 22 milioni di euro con AICA, l'azienda agrigentina che si occupa di fognature acqua che a sua volta da tempo ha disposto controlli e richieste di pagamento ai municipi morosi. Dalla regione hanno fatto sapere che il governo aveva già predisposto un prestito da 20 milioni di euro per aiutare l'azienda agrigentina AICA a saldare i debiti con Siciliacque da reintegrare poi con una sforbiciata delle liquidità regionali destinate ai comuni. Gli enti locali però avrebbero rinunciato all'offerta chiedendo invece un fondo perduto, ipotesi considerata dalla regione non praticabile. Un'emergenza, quella agrigentina, che deriva da gravi morosità, numerosi allacci abusivi e decine di migliaia di utenti non in regola. Siciliacque, la società di sovrambito che gestisce il servizio in gran parte della Sicilia, rischia il fallimento, ma la questione non riguarda solo Agrigento e la sua provincia e coinvolge anche territori di Trapani, Caltanissetta e Tedenna, nonché gli ambiti di Palermo e Messina e i due paesi tra Catania e Ragusa. A Trapani la situazione è molto più grave. A Siciliacque replica la presidente della CDA di AICA Danila Nobile che in un video dice: quando un'azienda che ha un credito chiede il pagamento può discutere, negoziare, trovare soluzioni oppure far causa, ma quando un'azienda rifiuta qualsiasi mediazione, inclusa quella proposta dal Tribunale, significa che la logica è diventata un'altra. La Nobile continua affermando: quando si dice o tutto o niente, allora bisogna avere il coraggio di chiedersi se si vuole davvero una soluzione o si sta spingendo verso il disastro che non colpirebbe AICA, ma colpirebbe 400.000 cittadini. Chiedo ancora una volta senso di responsabilità non per AICA, ma per la Sicilia, per la provincia di Agrigento e per le famiglie che non possono essere ostaggio di una trattativa societaria. Cari cittadini, sono Danila Nobile, il presidente del CDA di AICA. Nelle ultime ore è stato pubblicato un articolo che ha generato grande preoccupazione in tutta la provincia di Agrigento. L'articolo parla della possibilità che l'acqua fornita da Siciliacque venga ridotta fino a 50 litri al secondo, una quantità che paralizzerebbe la città e l'intero territorio. È mio dovere, come presidente di AICA, dire a voi cittadini la verità, rassicurare la popolazione e spiegare cosa stiamo facendo per difendere il diritto all'acqua. La lettera citata nell'articolo non è stata scritta da AICA, è stata scritta da 3 componenti del Consiglio di amministrazione di Siciliacque, tutti nominati dalla regione siciliana. È dunque una lettera interna alla governance di Siciliacque, non una posizione assunta dal territorio o da AICA.
Ed è una lettera che contraddice apertamente il richiamo al senso di responsabilità che l'assessore Francesco Colianni aveva espresso poche ore prima durante una videoconferenza con noi e con Siciliacque. In quella sede l'assessore aveva chiesto a tutti, e sottolineo a tutti, di mantenere responsabilità e prudenza, proprio per evitare minacce o annunci che potessero destabilizzare il territorio. Eppure, poche ore dopo, quella stessa richiesta di prudenza sembrerebbe essere stata ignorata. C'è poi un passaggio fondamentale che deve essere chiarito. Se oggi Siciliacque parla di rischio fallimento, di certo non è per le somme non ancora definite con AICA. Ricordo a chi ci ascolta che Siciliacque ha ricevuto 100 milioni di euro dalla regione siciliana per i dissalatori mobili, altri 67 milioni per la gestione triennale dei dissalatori e finanziamenti per investimenti e manutenzioni. Non voglio parlare anche dello stato dei dissalatori, perché questi investimenti riguardavano i dissalatori a pieno regime in attività. AICA invece non ha mai ricevuto un solo euro dalla regione siciliana all'interno della finanziaria regionale, neanche uno. La nostra richiesta di sostegno economico una tantum nasce adesso, in un contesto di emergenza che non dipende da noi. Siccità, reti con perdite oltre il 60%, un sistema regionale sotto pressione e un'eredità economica pesantissima. Non possiamo poi non sollevare un altro punto. Quando un'azienda che ha un credito chiede il pagamento, può discutere, negoziare, trovare soluzioni oppure far causa. Ma quando un'azienda rifiuta qualsiasi mediazione, inclusa quella proposta dal Tribunale, significa che la logica è diventata un'altra. La proposta transattiva che abbiamo presentato noi come AICA era perfettamente coerente con quella formulata dal giudice del Tribunale di Palermo, quindi percorribile, equilibrata e soprattutto sostenibile. Un tragico scontro tra 3 auto ha causato un morto e 5 feriti. La vittima è Kevin Di Paola, è deceduta sul colpo, mentre la ragazza è stata trasportata in elisoccorso in gravi condizioni a causa del maltempo dei giorni scorsi in servizio. Un incidente mortale è avvenuto sulla statale Palermo-Sciacca all'altezza dello svincolo di Roccamena che ha causato la morte di un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola. Kevin è deceduto sul colpo mentre un giovane di 20 anni è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia. Dopo essere stato intubato e stabilizzato, le sue condizioni purtroppo sono gravi. 4 persone ferite in modo non grave sono state invece trasportate agli ospedali Policlinico e Civico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corleone, Giuliana, insieme ai sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto tra una Fiat Grande Punto che viaggiava in direzione Sciacca e una Fiat 500 con una Peugeot coinvolta che procedeva verso la zona di Palermo. Il sinistro si è verificato in condizioni climatiche di grande difficoltà, con pioggia battente e basse temperature. Una delle auto si è ribaltata a seguito dell'urto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Corleone, Campioforito e Giuliana, insieme ai vigili del fuoco, che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere. La dinamica dell'incidente ancora è sotto il vaglio delle forze dell'ordine. Nuova tappa siciliana per Giuseppe Conte, che torna sull'isola per guidare la protesta delle opposizioni contro il governo regionale. Il leader del Movimento 5 Stelle ha partecipato ad un sit-in organizzato alla Cala a Palermo davanti al murales dedicato a Falcone e Borsellino, dove circa 200 persone, complice un maltempo intermittente, si sono radunate per chiedere le dimissioni dell'esecutivo guidato da Renato Schifani. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Una domenica dal forte impatto politico, quella di Giuseppe Conte a Palermo. Alla Cala, sin dal mattino, proprio di fronte al molo Falcone e Borsellino, Conte ha reso omaggio alle vittime delle stragi del 92, soffermandosi sull'importanza della memoria come strumento di educazione alla legalità per le nuove generazioni. L'ex presidente del Consiglio è stato accolto da una folla numerosa tra applausi, slogan e momenti di confronto serrato, puntando il dito contro le politiche del governo
governo, parlando di un Sud messo ai margini e di una Sicilia che merita molto più di promesse non mantenute. Il leader del Movimento 5 Stelle ha inoltre denunciato ritardi infrastrutturali e carenze nella gestione del porto e del fronte mare, definendoli simbolo di un divario che la politica nazionale non ha ancora voluto colmare. Io mi chiedo, di fronte anche a esponenti di Fratelli d'Italia coinvolti, di fronte al caso dei concorsi truccati in sanità che ha visto direttamente coinvolto ancora una volta Cuffaro, di fronte a esponenti della Lega anche coinvolti in questi scandali, come possa Giorgia Meloni far finta di nulla, visto che ha detto che è scesa in politica, si è impegnata in politica per l'esempio di Borsellino. Come si può tollerare questo sistema di malaffare e di corruzione e far finta di nulla? Che vadano a casa. E allora poi parleremo di candidati, parleremo di un progetto alternativo. Noi siamo sicuramente pronti per invitare i cittadini a voltare pagina. Nel pomeriggio una sala gremita del Teatro al Massimo di Palermo ha accolto Giuseppe Conte, protagonista dell'iniziativa dal titolo Politica e Malaffare, l'unica separazione utile ai cittadini, promossa da Antimafia 2000. Sul palco magistrati, studiosi, rappresentanti della società civile, al centro un tema che attraversa la storia del Paese, il rapporto tra potere politico, legalità e trasparenza. Nel suo intervento l'ex Presidente del Consiglio richiama con forza la necessità di distinguere nettamente la buona politica da ogni forma di corruzione e malaffare. Conte attacca le ombre che, dice, continuano a pesare sulla Sicilia tra inchieste, scandali e mala gestione, soprattutto nei settori della sanità e degli appalti. Oggi lei ha portato un messaggio qui in Sicilia per noi siciliani. Ma il governo di centrodestra della Regione Sicilia si sta macchiando di scandali a iosa continui che esprimono un sistema marcio, malato, intriso di malaffare, di corruzione, con una politica che ormai è in pieno connubio con comitati di affari. Dobbiamo dire basta, la Sicilia ha bisogno di qualcosa assolutamente diverso, perché rischiamo poi che persone aspettino 8 mesi per un referto, per un tumore, mentre invece ci sono politici che anziché preoccuparsi di far arrivare i referti quanto prima, si preoccupano di mandare i bandi di gara per gli appalti nella sanità agli amici imprenditori per ingrassare i soliti comitati di affari. La Regione siciliana sta facendo la sua parte, secondo lei? Mi sembra evidente, insomma, il nome degli scandali, la trasversalità di questi scandali che coinvolgono un po' tutte le forze politiche che governano del centrodestra, che governano la Sicilia, impongono di dire che Schifani e questa giunta devono andare a casa. Una presenza, quella di Giuseppe Conte, che nel capoluogo siciliano assume un significato politico preciso: consolidare il radicamento del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime sfide elettorali e riaffermare il ruolo del Sud nell'agenda nazionale. Sapore di tradizioni, uva da tavola e frutta in guscio, è stato questo il tema del convegno che si è svolto oggi, organizzato da Confagricoltura Sicilia, sezione di Agrigento. Si è discusso del ruolo strategico dei comparti frutticoli e la frutta in guscio e sullo sviluppo del territorio dell'Uva Italia. L'evento è stato sostenuto dall'assessorato regionale all'agricoltura. Noi abbiamo seguito l'iniziativa. Presidente, un interessante convegno organizzato da Confagricoltura con l'assistenza della Regione Siciliana, sapore, tradizioni, uva da tavola e frutto in guscio, dove si incontra la domanda e l'offerta. Una giornata insomma intensa di incontri e di lavoro. Sì, devo dire grazie all'assessorato agricoltura che ha creduto, sostenuto e finanziato questa iniziativa. Oggi facciamo una giornata dedicata all'uva da tavola del comprensorio di Canichetti, ma chiaramente non solo di Canichetti, perché abbiamo degli ospiti che vengono da Mazzarrone, l'altro areale importante siciliano dove si produce uva da tavola, e poi la frutta secca, la nostra frutta secca, il mandorlo, il pistacchio. Partiamo da lì. Ci sono dei buyers importanti, internazionali, quali parleranno con le nostre aziende agricole, le quali si proporranno con le eccellenze del nostro territorio. Quindi un momento importantissimo di promozione dei nostri prodotti, ma di promozione del nostro territorio. La Confagricoltura è sempre impegnata nelle tante tematiche critiche
per cercare delle soluzioni attive nel settore dell'agricoltura. La Confagricoltura è fatta di uomini e donne che sono degli imprenditori agricoli, di persone che lavorano quotidianamente i nostri campi, il nostro territorio, che sono degli amanti del nostro territorio e qui non potremmo fare che diversamente. Sì, appunto è un tema di fondamentale importanza per la Sicilia, per questa reale, la provincia di Agrigento, dove appunto le coltivazioni di frutta a guscio, quindi pistacchi e mandorle e noci, sono una parte interessantissima delle produzioni delle aziende agricole e non oltre l'uva da tavola. Canicattì, l'areale di Canicattì, quindi Ravanusa, quindi Campobello, Favara, Naro, sono lo specchio di una realtà produttiva assolutamente importante. Quindi oggi in questa prima edizione noi portiamo a confronto la domanda e l'offerta per capire quali sono gli spazi di mercato. Infatti la presenza dei buyer ci mette anche nelle condizioni di discutere e capire cosa si può organizzare e cambiare metodologia tradizionale non solo a livello di coltivazione ma anche a livello di prospettive di mercato. Oggi prenderemo pure diciamo, un emendamento che abbiamo fatto al Ministero per la valorizzazione della frutta in guscio. Abbiamo avuto la disponibilità del Ministero di utilizzare 7 milioni di euro per propagandare, per far capire alle persone la differenza che c'è tra la frutta in guscio italiana, siciliana in particolare, mandorle, pistacchi eccetera, contro quella californiana che ci sta surclassando, perché producono a prezzi più bassi, ma qualitativamente la frutta in guscio siciliana o italiana in genere è superiore. Non ci sono problemi, come tutti sanno, di aflatossina, questo fungo molto pericoloso, non ci sono problemi di antiparassitari, perché spesso gli americani utilizzano addirittura prodotti da noi vietati come gli antibiotici, e quindi vorremmo con questa operazione praticamente rilanciare la frutta in guscio italiana, che per ora sta soffrendo e molto. Quindi viene poco consumata da noi? No, viene poco prodotta da noi, sì, perché il prezzo della frutta in guscio straniera è molto più basso rispetto a quella italiana, però la gente deve capire che spendere 2 euro in più, 3 euro in più per la frutta nostra, per la frutta in guscio nostra, significa guadagnare in salute, perché purtroppo i prodotti di massa, i prodotti che non hanno una qualità, una filiera controllata eccetera, costano sempre poco. I nostri invece riescono ad avere tutte queste caratteristiche. Sì, assolutamente non potevamo mancare. Il consorzio è presente, è attivo, stiamo concludendo una annata produttiva particolare, molto breve, perché seppur vero che abbiamo iniziato a raccogliere i primi di agosto come uva da tavola in generale, quest'anno però le nebbie, le piogge, l'andamento climatico ha fatto sì che la campagna praticamente si è conclusa. Ci sono gli ultimi grappoli da raccogliere e commercializzare. Non potevamo mancare a questo appuntamento dove si celebrano le nostre tradizioni, i nostri prodotti fondamentali della provincia e in particolar modo l'uva da tavola, che è sempre principe dell'Interland canicattinese. Il consorzio sta spingendo tantissimo nella promozione del territorio e della nostra uva Italia, in un panorama che sta cambiando velocemente, con tante nuove varietà che si affacciano al mercato e che stanno diventando dei veri competitor per quella che è stata la storia e la tradizione dell'uva Italia in Italia, scusate il bisticcio. Quindi siamo qui a promuovere il nostro territorio, saranno presenti pomeriggio dei buyer invitati da Confagricoltura in questa occasione e proporremo il nostro territorio e la nostra uva perché vengano sempre più diffusi e conosciuti in Italia e fuori d'Italia. Noi sappiamo che il mercato fondamentale dell'uva Italia di Canicattì è la Francia e quindi cercheremo anche con il prodotto a marchio di penetrare nel mercato francese, il quale ancora non è molto attento al prodotto a marchio GP in generale. Si parlerà di Voci di Donna domani alle ore 10 ad Aragona presso il Teatro Armonia, nell'ambito delle iniziative dedicate alla giornata internazionale contro la violenza alle donne. Ce ne parla meglio la collega Margherita Trupiano. Si intitola Voci di Donne l'evento in programma domani alle ore 10 presso il Teatro Armonia di Aragona.
L'appuntamento si inquadra nella giornata per la eliminazione della violenza contro le donne, vedrà gli interventi artistici di Lia Cipolla e sarà moderato dalla giornalista Margherita Trupiano. Sul palco si alterneranno momenti di forte coinvolgimento emotivo recitati dalla Cipolla e poi riflessioni e testimonianze di specialisti che interverranno sul tema. Un confronto che vedrà il saluto del sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino e gli interventi di Tania Salli psicologa, Giusy Caramazza del Centro Antiviolenza Telefono Aiuto, Anita Castellano presidente del Centro Aiuto alla Vita di Aragona, Aurora Augello critico letterario e scrittrice, Daniele Di Campi comandante della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì, Doroteo Farrugia del Seus 118 e Don Angelo Chillura arciprete di Aragona. E nell'ambito delle giornate dedicate ai 100 anni di Andrea Camilleri organizzate dall'Associazione Culturale Oltrevigata presso lo scalo ferroviario Empedoclino, si è discusso sul rapporto intimo e familiare del maestro della sua carriera fino alla nascita del Fondo Andrea Camilleri, alla presenza della figlia Andreina e dei giornalisti RAI Adriana Pannitteri e Bruno Luverà. Nell'ambito delle giornate per ricordare i 100 anni di Andrea Camilleri organizzate dall'Associazione Empedoclina Oltrevigata presso lo scalo ferroviario, un nuovo appuntamento con i giornalisti Adriana Pannitteri, Bruno Luverà e Andreina Camilleri, figlia dello scrittore. Nel corso della serata l'emissione dell'annullo filatelico delle Poste Italiane, un tributo a Camilleri raffigurante la spiaggia di Marinella con il bozzetto realizzato da Marzia Quattrocchi. La 3 giorni realizzata con il sostegno dell'assessorato ai beni culturali di Palermo, a portare il saluto dell'assessore Scarpinato nella sua qualità di vicario capogabinetto è stato Guglielmo Marchese Aragona. Oggi abbiamo celebrato questo annullo filatelico fortemente voluto dall'associazione Oltrevigata, che è stata una delle tante iniziative organizzate dal nostro assessorato ai beni culturali sotto la regia della soprintendenza di Agrigento, la dottoressa Gullì. Rispetto a questa iniziativa abbiamo organizzato, a nostro avviso, un calendario di eventi che si concluderà nel mese di dicembre proprio a celebrare il centenario di Camilleri. Ci inorgoglisce il fatto che la figlia Andreina oggi sia qua insieme a noi in questa 3 giorni, e speriamo che anche le altre iniziative che abbiamo tenterato possano essere di livello come quella di oggi. Quindi la proiezione di estratti del documentario RAI Camilleri, solo riflessioni e approfondimenti sui rapporti intimi e familiari con gli empedoclini, realizzato dalla giornalista Diana Pannitteri, e la presentazione del libro di Bruno Luverà e Vincenzo Mollica, La trilla di Scoglio. Gli archivi sono esattamente l'opposto, non meritano questo cambiamento di senso del verbo. Gli archivi sono eternamente vivi perché sono la memoria del nostro passato. Danilo Verruso, giornalista ed organizzatore dell'evento, ha condotto la serata chiedendo alla figlia di Camilleri, Andreina, della nascita del Fondo Camilleri, della sua funzione. Sono andata da papà e ho detto: papà, ma che cos'è questa cosa che abbiamo trovato? E ho detto: Andrina, avete trovato il mio primo tentativo di racconto, Sweet Georgia Brown. Come Sweet Georgia Brown, che è stata scritta nel 47-48 mentre lui era Enna. Abbiamo trovato per esempio il manoscritto di Giudizio, dico le prime cose che abbiamo trovato in tutte quelle carte. Giudizio a mezzanotte, che lui raccontava in tutte le interviste di aver buttato dal finestrino di un treno. Noi abbiamo trovato varie copie di Giudizio a mezzanotte, abbiamo trovato tantissime sue poesie, tanti manoscritti, abbiamo trovato tantissima corrispondenza, fra cui le lettere che poi sono state pubblicate da Antonio Sellerio. Quindi insomma è stata una sorpresa anche per noi figlie trovare veramente un tesoro, ed è stato bello perché poi noi abbiamo iniziato questo lavoro quando papà era in vita.
Quindi poi contemporaneamente a questa ricognizione abbiamo cercato un luogo fisico dove poi portare tutti i faldoni, tutte le carte e iniziare con l'archivista, cioè con Patrizia Severi, il vero e proprio lavoro di riordinamento. A quel punto, dopo poco tempo, abbiamo trovato questo posto in via Filippo Corridoni, che è stato tutto ristrutturato dall'architetto Simone Di Benedetto. Abbiamo trasportato. La cosa bella da dire è che papà sapeva perfettamente come sarebbe venuto il fondo. Lui già non ci vedeva più, ma l'architetto andava ogni settimana da lui con i modellini della libreria, gli spiegava come sarebbe venuta la libreria, la scaffalatura che avrebbe contenuto il suo archivio, i pavimenti, le graniglie siciliane. Lui non ha fatto in tempo a vederlo finito, ma sapeva perfettamente come sarebbe venuto. Nel 2019, solo dopo la sua morte, abbiamo portato tutti i documenti nel fondo e abbiamo praticamente intrapreso un percorso che ci ha proprio consentito di conservare la sua memoria, conservarla, valorizzarla e renderla fruibile. Questo grazie anche al supporto della Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio e dalla Direzione Generale Archivi e dalla Direzione Generale Biblioteche, perché anche la biblioteca di papà come l'archivio sono stati dichiarati di notevole interesse, quindi tutelati e comunque la cosa importante è che sono fruibili, quindi tutti i documenti dell'archivio l'archivio è consultabile sul sito del fondo e anche la biblioteca è accessibile sulla piattaforma del Servizio Bibliotecario Nazionale. La Dante Alighieri di Agrigento, rappresentata da Enza Ierna, ha organizzato il premio dedicato al regista scomparso Enzo Alessi, che si terrà mercoledì 26 novembre alle ore 16 presso la Casa San Filippo, sede del Parco di Agrigento. Ce ne parla Margherita Trupiano. Sarà un momento di intense emozioni e commozione il premio voluto dalla Società Dante Alighieri, presieduta da Enza Ierna e dedicato ad Enzo Alessi, quest'anno visto come uomo di teatro. L'iniziativa è in programma mercoledì con inizio alle ore 16 a Casa San Filippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi. A ricevere il premio Enzo Alessi, l'attore Gaetano Aronica, il regista Giovanni Volpe, il fotografo Angelo Pitrone, l'associazione bandistica intercomunale Vincenzo Bellini di Agrigento per la categoria musica e per l'arte della moda Nando Patermo. Una vita, quella dell'artista letterato, spesa a 360 gradi per la cura e la diffusione della cultura a tutti i livelli. Un lavoro minuzioso sostenuto dalla moglie Tonina Rampello, anche lei raffinata e intellettuale, che dalle sue pagine Facebook invita tutti a partecipare tracciando un profilo dello stesso che lo definisce con queste parole. Cos'era il teatro per Enzo Alessi? Era la vita. Si sentiva a suo agio solo quando calcava le scene e respirava la polvere dei teatri di tutto il territorio nazionale ed oltre. Con Enzo, dice, ho vissuto 57 anni di compagnie teatrali, prove estenuanti, pianti, risate, di mangiate, debiti per allestire gli spettacoli. Ma alla fine aveva ragione, perché quando entravamo in scena gli applausi ripagavano tutti i sacrifici fatti. Enzo Alessi ha avuto insigni maestri, fratelli Taviani, Andrea Camilleri, Ruggero Jacobi, Bianca Toccafondi, Pino Passalacqua. Da loro ha preso il mestiere di attore e regista. I suoi spettacoli erano gioielli e venivano spesso premiati da tutti i festival nazionali. Enzo continua, ripeteva spesso, per il teatro non servono grandi scenografie, ma un uso intelligente del corpo, del gesto, della voce, ma anche se con pochi mezzi e tanta verità interpretativa il teatro racconta il mondo. Il teatro è pura magia, ma è anche spazio politico umano, essenziale, sottolinea Tonina Rampello citando Dario Fo, luogo dove le voci più fragili trovano casa. Il teatro mette in scena pensieri, emozioni, parole e storie, ma soprattutto amore, conclude. Appuntamento dunque a mercoledì alle ore 16 a Casa San Filippo. Linea alla regia per la pubblicità.
E prime lauree al Polo Territoriale Universitario di Agrigento. Domani alle ore 8 nel plesso di via Quartararo si svolgerà la proclamazione delle lauree in infermieristica dell'Università degli Studi di Palermo. L'evento, che segna un importante traguardo per il corso di studi in infermieristica, coordinato dal professor Maurizio Soresi, vedrà la presenza di 30 laureati con alle spalle un'importante esperienza di tirocinio formativo grazie alla fattiva collaborazione con l'azienda sanitaria di Agrigento e l'Ordine degli Infermieri di Agrigento. Questo primo ciclo di studi, avviato ad Agrigento nell'anno accademico 22-23, rappresenta un importante passo avanti per il territorio, che potrà contare su nuovi professionisti sanitari qualificati in un momento in cui la carenza di infermieri nelle varie strutture che affrontano con difficoltà il quotidiano. Laureare un numero di professionisti così elevato in una sola sessione di laurea afferma il ruolo strategico dell'università nel tessuto aziendale sanitario. E come era facilmente prevedibile, è crollato nuovamente la pista ciclabile di San Leone ad Agrigento. A denunciarlo è l'associazione ambientalista Mare Amico, rappresentata da Claudio Lombardo. Senza gli interventi in mare per frenare le mareggiate, l'erosione costiera si è aperta un varco e ora a rischiare seriamente la striscia di asfalto del Viale delle Dune. Servono immediatamente interventi annunciati dalla Regione, dal Genio Civile e dal Comune, come vediamo dal video proposto da Mare Amico. La segretaria provinciale Roberta Lala esprime grande soddisfazione per la nomina del coordinatore della città di Agrigento, l'avvocato Alessandro Gerardi, che ha aderito al progetto politico di Casa Riformista. Avrà il compito di coordinare le attività politiche locali e rafforzare il dialogo con i cittadini. La nomina dell'avvocato Alessandro Gerardi, persona sensibile, presente e attenta verso le problematiche del territorio, segna la crescita del partito di Italia Viva con il grande progetto di Casa Riformista che attrae personalità serie, capaci e competenti. A Santo Stefano di Camastra, terzo incontro della pastorale sociale. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Si è svolto nella suggestiva cornice del Palazzo Trapia di Santo Stefano di Camastra il terzo incontro organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale del Lavoro e della Salvaguardia del Creato per il Vicariato di Santo Stefano di Camastra, che comprende la zona occidentale della diocesi. Tema della giornata: mi sarete testimoni, corresponsabili nella missione sociale. Don Antonio Mancuso, insieme al vice direttore Gabriele Miceli, ha introdotto le motivazioni dell'iniziativa e ripercorso i principali contenuti dell'ultima settimana sociale dei cattolici tenutesi a Trieste. Particolarmente apprezzato l'intervento del professor Nino Faraci di Alcara Lifusi, che ha offerto una riflessione sul rapporto tra cattolici e politica a partire dalla sua esperienza come consigliere provinciale negli anni di transizione tra prima e seconda repubblica. Faraci ha evidenziato come anche oggi la sfida per i credenti sia restare autenticamente cristiani, capaci di dialogo con chi proviene da culture politiche diverse e in grado di leggere in modo unitario i problemi di una società in continua trasformazione. Ha portato la sua testimonianza anche l'imprenditore castelluccese Michele Mammana, a capo di una realtà aziendale tra le più importanti della diocesi, che oggi conta oltre 500 dipendenti. Mammana ha raccontato con semplicità le sue origini umili, la fede che lo ha accompagnato nel suo percorso e il forte legame con il territorio. Il suo impegno, ha spiegato, è offrire lavoro dignitoso ai giovani per contrastare lo spopolamento delle aree interne e promuovere un modello di impresa fondato su legalità, responsabilità e rispetto delle regole. Il lavoro, ha affermato, è il luogo in cui la persona ritrova la propria dignità. Dopodiché è intervenuto Antonio Esgrò, fisioterapista mistrattese e da anni animatore scout. Rivolgendosi al pubblico ha ricordato l'importanza di investire nelle nuove generazioni per formare i cittadini di domani. L'esperienza scout, ha spiegato, educa i ragazzi a vivere insieme, a rispettare il creato e a prendersi cura degli altri. Dal creato si impara a conoscere il creatore. Tra le autorità presenti anche
anche il sindaco di Motafermo Sebastiano Adamo, che ha portato il saluto della sua comunità e condiviso la propria lunga esperienza nel settore sanitario, sottolineando il valore della testimonianza cristiana anche in quell'ambito. Il percorso di incontro e di pastorale sociale proseguirà nei prossimi mesi negli altri vicariati della diocesi. Intanto una delegazione pattese parteciperà sabato prossimo al congresso regionale che si terrà a Catania. Ampia pagina dedicata allo sport, finisce con un pareggio per una rete 1 la partita tra Santa Croce Soccer e l'Akragas, il servizio di Carmelo Lentini. Finisce senza vincitori 1-1 la gara del Biazzo di Ragusa tra Santa Croce Soccer ed Akragas. Padrone di casa in vantaggio al 37esimo con Javadov, poi ad inizio ripresa arriva il pari al 57esimo del neoentrato Campino. La gara si fa sempre più cruenta ma rimane sempre corretta. Poi un doppio giallo combinato all'attaccante Ibleo Yaya costringe il Santa Croce Soccer a rivedere i propri piani tattici. Al 69esimo un fallo in aria subito dal cragantino Jama viene punito con un calcio di rigore. Lo stesso Jama si incarica del tiro dagli 11 metri ma il portiere Mangione riesce a deviare. Finisce con qualche rammarico per gli 11 di Sebi Catania, anche perché il pari interrompe la lunga scia di vittorie consecutive 8 stagionali e che da questo momento vede l'Akragas nuovamente a pari punti in classifica generale con il Gargallo Priolo, che a sua volta ha superato il Città di Canicattini. Ed ora seguiamo queste interviste di fine gara. La settimana scorsa ha rallentato il Priolo, questa settimana è toccata a noi, ci può stare in un campionato così lungo e faticoso e contro un avversario che oggi ha avuto i suoi meriti, soprattutto nel primo tempo. Intanto mi preme dire che è un punto importante, voglio fare complimenti a Santa Croce perché ha fatto un grandissimo primo tempo dove ha meritato di andare in vantaggio. Di questa partita mi prendo la grandissima reazione del secondo tempo dove poi siamo riusciti a pareggiare, la potevamo pure vincere perché abbiamo avuto tante occasioni. Comunque va bene così, è un campo difficile, proseguiamo il nostro cammino senza nessun tipo di problematica. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi considerando il fatto che noi venivamo da una battaglia anche mercoledì che oggi sicuramente poi si è fatta risentire, ma va bene così, faccio complimenti pure ai miei ragazzi. Nel primo tempo la Akragas è andata spesso in difficoltà, lo dice anche il parziale. In che modo è andata in difficoltà? Cosa ci ha messo in difficoltà? Loro sono partiti forte, hanno trovato subito le giuste geometrie e hanno avuto qualche occasione importante, per cui è normale che quando incontrano noi mettono tutto qualcosa in più. Il primo tempo hanno fatto bene, d'altronde si gioca con un avversario, non è che giochiamo da soli. Ribadisco, faccio complimenti al Santa Croce per la partita che hanno fatto e per come l'hanno interpretata, ma poi faccio complimenti alla mia squadra perché hanno avuto una grande reazione e alla fine la potevamo pure vincere. Mister, fermare l'Akragas è possibile e oggi la sua squadra ci è riuscita, per mio dire, anche con merito. Sì, è possibile se getti il cuore oltre l'ostacolo. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita incredibile e sono da elogiare, quindi abbiamo tenuto testa, abbiamo creato tanto e quando in parità di giocatori in campo siamo stati a tratti anche superiori, vuoi anche della giovane età, della spensieratezza, i ragazzi hanno interpretato alla grande questa partita. Ecco, a questo punto del campionato, vista anche l'Akragas, che valori emergono secondo lei? La struttura della squadra dell'Akragas è indiscutibile, quindi penso che alla lunga saranno loro a vincere il campionato. Noi oggi ci siamo presentati con 5 under in campo, 4 2007 e 2008 e poi nel secondo tempo sono entrati ancora under, quindi noi abbiamo un progetto di giovani che parallelamente stanno conseguendo risultati, quindi non possiamo lamentarci di questo. Fonso, che cosa non ha funzionato nel primo tempo? Possiamo dire che nel primo tempo l'Akragas è andata spesso in difficoltà, nel secondo tempo è cambiata partita, però ecco, analizziamo questo primo tempo, che cosa non ha funzionato? Hai detto bene, non è funzionato il primo tempo l'abbiamo regalato agli avversari che hanno fatto abbastanza bene, meritando il vantaggio, anzi forse qualcosina in più, meritavano qualcosina in più. Siamo andati sotto la doccia in svantaggio, però penso che nel secondo tempo si è vista un'altra Akragas
Abbiamo giocato da Akragas, abbiamo fatto bene. Alla fine potevamo pure portare il bottino pieno, però non ci siamo riusciti. Ci teniamo la reazione perché abbiamo reagito dopo un primo tempo dove abbiamo giocato parecchio male. Ci prendiamo la reazione, ci prendiamo questo punto e proseguiamo la nostra corsa. Un po' d'ansia nel secondo tempo in avanti? No, non penso ansia, ci abbiamo provato. Siamo stati poco bravi noi, è stato un po' più bravo l'avversario, il portiere, in quel caso del rigore parato, però diciamo che ci abbiamo provato fino alla fine, penso che si sia visto. Allora, direttore, parliamo di pericolo scampato. La settimana scorsa aveva rallentato il Priolo, questa settimana è toccata all'Akragas. Ma è un risultato che ci sta. Non penso che in tante squadre qui verranno a fare punti, perché innanzitutto voglio fare i complimenti a questo Santa Croce che ha giocato una partita veramente brillante sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto dell'intensità, della circolazione di palla. Per lunghi tratti siamo andati anche in qualche difficoltà. Poi diciamo, c'è stato un secondo tempo più arrembante da parte nostra, però diciamo che il risultato lo ritengo tutto sommato giusto, al netto del rigore che non abbiamo sfruttato al meglio, avendolo sbagliato, però va bene così, insomma. Possiamo parlare più di un rigore sbagliato, qui si apre un vecchio... Parliamo di rigore non segnato, mettiamola così. Per il resto il pareggio quindi ci sta, adesso bisogna guardare avanti. Sì, 12 vittorie di fila erano state fatte, 8 in campionato, ci poteva stare anche il pareggio. No, ma assolutamente sì, l'avevamo detto anche prima della partita che questo sarebbe stato un crocevia tosto da affrontare, e così è stato. D'altronde non si possono vincere tutte le partite, però ripeto, oggi penso che il Santa Croce abbia meritato ampiamente questo risultato, lo ritengo assolutamente giusto. Vince il Calcium Favara contro la Ciriale per 2-1 in trasferta, interrompendo così la striscia negativa di risultati. Il collega Giuseppe Moscato. Finalmente è arrivata alla 13ª giornata di Serie D. La Castrum Favara trova ciò che aveva inseguito per settimane, la prima vittoria in trasferta della sua stagione. I gialloblu infatti hanno vinto nello storico Aci e Galatea di Acireale per 2-1, un successo che vale doppio perché arriva nel momento in cui la classifica è ancora un libro aperto, corta in basso quando in alto, pronta a cambiare volto a ogni turno. Ad Acireale c'era attesa anche per l'esordio del nuovo centrocampista Nicolò Francofonte, subito gettato nella mischia da mister Terranova. Ma la scena se l'è presa immediatamente il solito Piazza, che dopo meno di 60 secondi, il cronometro non aveva ancora compiuto un giro completo, ha battuto di testa il portiere avversario per lo 0-1. Il raddoppio è arrivato poco dopo, grazie al capitano Vaccaro, bravo a concretizzare una ripartenza nata sull'entusiasmo dei tifosi favaresi, giunti fino ad Acireale, una ventina ma instancabili, capaci di farsi sentire come sempre. Sul 2-0 la Castrum Favara ha avuto più volte l'occasione per chiudere definitivamente i giochi, sfiorando anche il tris. Al 44esimo rete annullata a Gueye per fuorigioco. E come spesso accade quando non si capitalizza, la partita cambia aria. Nella ripresa la Cereale ha accorciato le distanze, riaprendo una sfida che sembrava indirizzata. Per qualche minuto sono riapparse le streghe che avevano tormentato le trasferte giallo-blu nelle ultime settimane. Ma stavolta no, stavolta la Castrum Favara ha reagito, ha mantenuto lucidità e coraggio e nel finale ha persino sfiorato il 3-1 con un salto
salvataggio sulla linea che ha strozzato l'urlo in gola ai tifosi. Una vittoria che non è soltanto un numero in classifica, ma un punto di ripartenza mentale. La squadra ha dimostrato carattere, combattezza e voglia di risalire. La classifica è ancora stretta, ma tutto è possibile. Ora la Castrum Favara può farcela anche lontano da casa. Mister, una partita nata storta. Sì, dopo pochi secondi abbiamo preso un gol evitabilissimo e poi così abbiamo un po' perso la pazienza, abbiamo preso anche il secondo gol che ancora non capisco neanche come l'abbiamo preso, e il primo tempo è stato un primo tempo giocato male sotto tutti i punti di vista. La squadra si è innervosita perché avevamo preparato determinate cose e non veniva fuori nulla, poi invece nel secondo tempo la squadra ha avuto una reazione. Peccato che prima di fare il 2-1 abbiamo avuto un'occasione colossale con Gagliardi e non siamo riusciti a fare il gol prima, perché nel secondo tempo la squadra ha reagito alla grande, abbiamo messo pressione agli avversari, abbiamo cercato di creare situazioni pericolose, però alla fine è andata male. E nel girone di promozione le squadre agrigentine hanno vinto tutte, panoramica della Serie D. In eccellenza girone A continua la fuga del Licata, in prima categoria vince l'Empedoclina, la seconda categoria la prima sconfitta del Bovo Marino di Montallegro con il Favara Calcio. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Il girone A di promozione è stata una giornata decisamente positiva per tutte le squadre agrigentine di questo girone. Hanno tutte vinto: l'Aragona 2-1 con l'Ostico Marineo Academy, la Margheritese ha superato 3-2 il Mazzara, il Gemini 2-0 lo Sport Palermo ed infine 0-3 il Casteltermini fuori casa con l'Aspra. Ma veniamo in dettaglio cosa è successo. Adesso la classifica generale sorride per tutte quante. Gemini ed Aragona conservano la vetta, Margheritese sulla loro scia a 4 lunghezze ed il Casteltermini che adesso esce dalla zona play-out. Il prossimo turno propone il derby Gemini Margheritese all'insegna dell'incertezza. Il Casteltermini ritorna tra le mura amiche contro il Forte Mazzara, mentre l'Areone si reca a Palermo contro il Locale Sport. In Serie D girone I, prodezza esterna del Castrum Favara che espugna il campo della Cireale e riprende la scalata della classifica generale. Di Vaccaro e Piazza le reti della vittoria. Atletiche Palermo continua la scalata e sale in quarta posizione. Finalmente vittoria invece per la Regina sul campo dell'Enna. San Gataldese non sa più vincere, si inceppa la Nuova Egea che perde il primo posto. In vetta adesso c'è il Savoia. Va al Gela invece il derby nisseno con la Nissa con il risultato di 1-0. Scendendo di categoria in eccellenza girone A continua la fuga del Licata e in vetta alla classifica. La compagine licatese ha superato a Liotta nell'anticipo del sabato il CUS Palermo 3-0. Nulla di fatto per le altre agrigentine, pari sia per l'Unitas Sciacca con la Parmonval che per il Camarat sul campo del Misilmeri. Ancora in prima categoria girone B, impresa dell'Empedoclina che con il minimo scarto supera in trasferta il Collesano. Grazie a questa vittoria la compagine marinara di Mariano Cordaro si ritrova sempre più in zona playoff. Inaspettata invece la sconfitta interna del Cianciana che subisce 2 reti dalla Prizze, il quale adesso conquista il vertice della classifica. Vittoria dell'Alessandria della Rocca invece sul campo della Belsitana per 1-2. E concludiamo con la seconda categoria dove si registra la prima sconfitta stagionale del Bovo Marina Montallegro per 2-1 sul rettangolo di gioco del Favara Calcio. Una sconfitta che permette al Caccamo di guadagnare la vetta solitaria, pareggiando sul campo del Marineo Academy per 0-0. Vince con il minimo scarto il River Platene per 1-0 contro il Roccalia. Netta affermazione esterna invece per il Memphis che passa 1-3 a Campo Felice di Roccella. Sono Giulia Romeo, Finanza Sport Campania, e Daniele Sammatrice, Wisp Santa Croce, i vincitori del secondo trofeo podistico ACSI
Scala dei Turchi, che si è disputato a Realmonte. La manifestazione, inserita nel calendario nazionale FIDAL e FISPES, è stata valida come prova del Gran Premio Agrigento Coppa CSI, campionato regionale a CSI di corsa su strada, prova biorace. Tempo clemente, solo uno scroscio d'acqua isolato accompagnato dal vento e tanto sole, per una gara che brilla anche per lo scenario incantevole e fiabesco della Scala dei Turchi, una delle scogliere più famose d'Italia, una manifestazione che è connubio perfetto tra sport e natura, promozione del territorio, novità nei metri da percorrere, un 5.000 metri omologato suddiviso in 3 giri. La gara tra gli uomini vede protagonisti delle prime battute il trio Sammatrice Cimolicata, tra i 2 giovani ad avere la meglio è l'atleta più esperto Daniele Sammatrice, che smesse per una volta le scarpette da trial, ha indossato quelle da velocista, reduce tra l'altro da una prestazione eccellente all'ultima maratona di Venezia. Alle sue spalle rimonta Flavio Licata dell'Atletica Licata, che nel finale supera Lucio Cimò, chiudendo con il tempo di 16,55 a 6 secondi il palermitano, che ha patito un avvio di gara troppo esuberante. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.